Buongiorno e come sempre ben ritrovati con Ore 13, siamo in diretta 0422 1626 798. Buon venerdì a tutti ed è un venerdì nel quale vogliamo parlare di un ente che insomma ci sta a cuore e che forse proprio ci appartiene, l'ente è il Comune. Allora cercheremo di capire oggi se il Comune intanto ha abbastanza soldi, perché sentiamo sempre, no, che piangono tutti questi cittadini, questi primi cittadini, e poi vogliamo capire se ci tutela abbastanza, se ci difende, se è in grado di dare le risposte che noi cittadini poniamo. Il piacere di avere in studio con noi, e inizio dalle donne perché posso chiamarla sindaco, perché a me sindaca proprio mi urta. Sindaco va benissimo. Va bene, allora abbiamo Rossella Cendron, sindaco di Silea, in provincia di Treviso, benvenuta. Buongiorno sindaca a tutti, Don, grazie per sindaco. l'invito. Il piacere di avere in studio con noi Carmine Bianco, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Montebelluna. Grazie dell'invito, buongiorno. E abbiamo il piacere di avere con noi Fabio Chies, sindaco di Conegliano, in provincia di Treviso, oggi una rimpatriata tra amici, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, intanto ovviamente oggi è tra l'altro da ricordare il 26 gennaio, il giorno della memoria, quindi anche tanti primi cittadini sono impegnati nelle commemorazioni di questa giornata, e anche noi insomma rivolgiamo un pensiero positivo, perché non dobbiamo dimenticare, questa è una cosa importante, e spero che la sensibilità della gente cresca sempre di più, perché la memoria è molto molto importante. Non ripetiamo gli errori del passato, perché poi insomma abbiamo visto cosa è successo. Amministrare un comune non è cosa semplice, allora i problemi sono tanti, sono complessi, e penso che il problema principale per le amministrazioni comunali sia la programmazione. Cara sindaca, guarda, la difficoltà che vi accomuna e vi fa sentire tutti fratelli in un certo senso, indipendentemente dal colore politico, litigate anche molto meno, è il fatto che forse una programmazione reale fate fatica a farla, non sapete quanti soldi arriveranno, se ve li daranno, quando ve li daranno. Siete come le aziende che hanno un contratto con la pubblica amministrazione. O meglio. Cerchiamo ovviamente di fare una programmazione triennale delle nostre risorse, ma poi siamo sempre pronti con le variazioni di bilancio a rispondere ai cambi di scena. È chiaro che soprattutto per quello che riguarda i temi che affrontiamo oggi, quindi il tema della sicurezza, dobbiamo pianificare i nostri interventi. Ed è chiaro che dobbiamo fare i conti, per esempio una cosa molto banale, sulle risorse umane, quindi la presenza di vigili nel nostro territorio. Guardate, io porto l'esempio di Silea, che è un comune di 10.200 abitanti, che vede attualmente in forze 3 vigili. Quindi rispetto, chiaro, abbiamo già in programmazione di assumerle un ulteriore, ma rispetto al rapporto, per così dire, ideale, che sarebbe un vigile ogni 1.000 abitanti, siamo davvero molto lontani. Praticamente sono 8, 16, 24, cioè per una tornazione. Esatto. Noi contiamo almeno che qualche agente non si ammali. Sulle 2 pattuglie, o che per caso sia in ferie per diritto. Però guardate, ecco, volevo porre l'accento proprio su questo, il gap che c'è tra una programmazione ideale sulle indicazioni che vengono date anche a livello di ANCI, di rapporto appunto indicato dal governo, e quella che è realtà, perché io non potrei mai assumere ulteriori 6 vigili, semplicemente perché vado a sforare quello che è il tetto di spesa del personale, e quindi mi scontro con quello che è un limite imposto che adesso sta catena che ci sentiamo sempre dire: ah, nelle casse comunali del comune io ce li avrei soldi, ma non vorrei, ma non posso. È vero per voi? Tengo a dire che appunto Silea ha avuto un'efficiente amministrazione di bilancio, abbiamo portato in 10 anni i mutui del comune a 0, quindi davvero abbiamo tutta la potenzialità di cassa e anche di spesa per il personale. Comunque questo non ci permette di fare qualsiasi scelta. È chiaro che noi abbiamo vincoli importanti di limite di spesa del personale, il famoso patto di stabilità, abbiamo per esempio in cassa 2,2 milioni di avanzo, il famoso avanzo vincolato che i comuni hanno in cassa e non possono spendere. Adesso abbiamo richiesto circa 2 giorni fa quelli che sono i cosiddetti spazi di bilancio per poter spendere in opere pubbliche, per esempio per quanto riguarda l'antisismica scolastica, e attendiamo una risposta che sarà entro il 20 di febbraio.
Su questa poi potremo riprogrammare la nostra spesa. Quindi il soldino c'è, ma è bloccato il salvadanaio, sì, senza tappo, solo con immissione, non si può rompere il porcellino. Diciamo che così. appunto abbiamo forti vincoli, questo è il tema delle opere pubbliche, che è appunto un altro tema, però è stato fatto uno studio anche a livello di ANCI Veneto, che se tutte le amministrazioni comunali del Veneto potessero investire i loro avanzi di bilancio, ci sarebbe un ritorno per lo Stato stesso di 330 mila milioni di euro, quindi davvero una cascata positiva per lo Stato stesso, che invece ci costringe a tenere fermi i nostri allora, no, investimenti. come quando eri piccolo ti dicevo no, metti il soldino, lo toccherai quando sei più grande per comprarti la bicicletta. Allora, sindaco di Conegliano, lei, adesso io faccio la domanda, lei ha aderito o ha fatto richiesta per la videosorveglianza perché la regione ha investito dei soldini, sì o no? Perché mancano 600 comuni all'appello, 400 comuni, cioè nel senso che ho detto ma soltanto X, avete richiesti voi i soldini per la videosorveglianza, per le telecamere? Sì. Ah, voi siete presenti? Poi ce li avete gli uomini per guardare le telecamere? Guardi, dopo... io vorrei riallacciarmi un attimo a quello che giustamente diceva il collega. Non è possibile che le amministrazioni comunali siano in queste condizioni. Non è possibile, non tanto come diceva lei all'inizio, che i sindaci piangano, cioè io vedo i sindaci che non hanno neppure il tempo per piangere. I sindaci dicono solo quello, che lavorano sul territorio tutti i giorni, quotidianamente, però si trovano purtroppo ad affrontare problemi che non sono in grado di superare nonostante la buona volontà. Non è possibile che noi facciamo dei piani triennali che secondo me andrebbero aboliti, perché noi facciamo perdere tempo ai nostri uffici per compilare piani triennali che sono anche di difficile compilazione e poi sono assolutamente inutili. Cioè vengono disattesi perché non potete... ma non è possibile che faccia un piano triennale di investimenti senza sapere quali sono le risorse Quindi la che ho a disposizione. programmazione che dicevo Ma è assolutamente inutile. Okay. Cioè io penso che non debbano essere fatti piani triennali. O ci prendiamo in giro, facciamo piani triennali che non siamo in grado di rispettare, oppure la legge dovrebbe dire non vi mettiamo nelle condizioni di pianificare, per cui fate almeno di fare i piani triennali, almeno rispettiamo un po' di tempo e rispettiamo anche la professionalità di chi lavora nei nostri uffici. Tecnici, nel comparto. Tra l'altro torniamo agli esami di vulnerabilità sismica degli edifici. E allora ci fermiamo al problema della messa in sicurezza degli edifici in corpo al comune, prendiamo la telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Mi permetta di farvi un complimento a voi due signore che sembrate due manchen, sembrate due modelle oggi. Grazie. Allora, sintetica come sempre, la signora sindaca ha appena detto che ogni 1000 abitanti ci dovrebbe essere un vigile urbano, giusto? Sì, queste sono le indicazioni, il rapporto ideale, sì. Allora non c'entra nulla con la fusione e quant'altro, perché appunto ogni 1000 abitanti ci dovrebbe essere un vigile, che il comune abbia 1000 abitanti ce n'è uno, che il comune abbia 3000 abitanti ce ne dovrebbero essere 3, e invece non mi risulta che ci sia tutto questo. Poi vorrei porre un'altra questione: quando si parla di impiegati pubblici, amministrativi e quant'altro, mi risulta che in Friuli Venezia Giulia ci siano 14 impiegati pubblici ogni 1000 abitanti. In Veneto non mi sembra che siano questa cifra, ma siano molti di meno. E allora ripeto e riconsidero, quando cancelleremo le regioni a statuto autonomo? Grazie. Allora, grazie per l'osservazione. Sono attenti i nostri telespettatori, in questo caso la nostra telespettatrice, perché ha fatto i conti. Poi anche adesso non dire, ma la malavita organizzata magari dice guarda lì sono 3.000 abitanti, forse c'è un vigile solo. Magari per convenienza i reati possono espandersi in maniera più importante nelle zone periferiche. Allora, importante, stava parlando dell'adeguamento, no, sul problema della sismicità, che fortunatamente qui in Veneto è marginale, ma vanno messi in sicurezza, perché poi non possiamo sapere, gli scienziati ci dicono ma era comunque sa nell'evoluzione degli anni, anche voi siete diventati zona sismica gialla, che ne so. Ma non è assolutamente da minimizzare, perché il problema è incredibilmente importante. Noi ci troviamo con una serie di edifici che non sono adeguati, e adeguare questi edifici
hanno fatto un calcolo, ci vorrebbero con le risorse che hanno oggi i comuni circa 100 anni. Penso che questo sia improponibile ed impensabile. Vedo ogni tanto che qualche governo dice che bisogna accedere a dei bonus, capire se si è in grado di fare delle verifiche e mettere nelle condizioni di accedere ad alcuni bandi. Ecco, io penso che questo sia impensabile. Cioè, i governi di qualsiasi natura siano devono prendersi in carico questo problema, perché non possiamo pensare che esistano bambini di serie A e bambini di serie B. Cosa voglio dire? Non possono esistere bambini di serie A che devono affidarsi alla capacità del proprio comune di elaborare progetti in modo che le loro scuole vengano messe in sicurezza. Io penso che tutte le scuole debbano essere messe in sicurezza, e questo non può essere dato ai comuni come onere, perché non siamo assolutamente in grado di fare spese di questo tipo. Ripeto, ci vorrebbero 100 anni, hanno visto statisticamente, perché noi potessimo mettere in ordine con i nostri bilanci la vulnerabilità sismica dei nostri edifici, e c'è da tenere in considerazione che questo va incrociato col fatto che il sindaco è responsabile della tutela, per cui succede che se succedesse qualcosa nelle nostre scuole, incrociamo le dita, quelli che dovrebbero rispondere sono i sindaci. Penso che sia impensabile una cosa di questo tipo. Non mi invidio per niente, cioè perché avete scusate il termine, una bella crosta da superare, siete responsabili dell'igiene e di sicurezza pubblica, succede qualcosa, siete i primi a essere comunque imputati, pubblico ufficiale, insomma ne avete anche per i beati apostoli. Io prendo la telefonata, però... Se posso dire un'ultima cosa, i sindaci non si sono mai lamentati di quelle che sono le proprie responsabilità, se le sono sempre prese, perché tra l'altro ci siamo candidati mettendoci la faccia, sappiamo quali sono i nostri compiti, sappiamo quali sono le nostre responsabilità, le accettiamo dalla prima all'ultima, però vorremmo solo essere messi nelle condizioni di poter risolvere i problemi. Cioè non possiamo evidenziare i problemi, fare le analisi di vulnerabilità sismica sugli edifici, per cui il nostro comune quest'anno ha messo in bilancio 200.000 euro, e poi quando avremo i dati delle analisi fatte cosa facciamo? Chiudiamo le scuole? Vabbè, insomma, come entrare in una bella sala operatoria, l'ultima tecnologia con le migliori strumentazioni, e poi il chirurgo che ti opera non ha il bisturi, e questo è grave. Prendiamo la telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto? Non sento nulla. Pronto? Eccoci, buongiorno. Sono Piero di Arcade. Buongiorno Piero. Il mio comune ha circa 5.000 abitanti e abbiamo un solo vigile, per darvi un'idea. Sa quanti vigili ha il comune di Roma, che ha 3 milioni di abitanti? 2.600, c'è un rapporto 1 in 550 abitanti. Come al solito noi risparmiamo per dare i soldi a Roma. Aspetto una risposta dei vostri Grazie Piero, grazie, insomma, è perché poi ti dà fastidio, perché le tasse, come dobbiamo mettere in sicurezza le scuole per tutti quanti, è giusto anche che il cittadino che paga le tasse uguali a tutti abbia un ritorno importante. Allora, io devo andare in pubblicità, porti pazienza. Una cosa che diceva il sindaco di Conegliano è importante, no? La messa in sicurezza degli edifici. Ci fanno una testa tanta dicendo ma dovete armonizzare, dovete mettere in sicurezza perché costa poi meno della ricostruzione. È sempre, ci raccontano sempre un po' questa favola, e poi però quando è ora di andare a battere cassa, chiedere un soldino in più, non si sa, si sparisce. Chi è il referente? Posso fare un esempio concreto? Rapido. Magari? Sì. Sì, guardi, noi per esempio abbiamo tutti i progetti esecutivi per appunto quelli che sono le migliorie e gli adeguamenti sismici, ma siamo in graduatoria presso la Regione Veneto al 69esimo, 59esimo, 71esimo posto, e questo per dire l'ultima graduatoria vede gli edifici finanziati per gli interventi fino all'11esimo. Quindi noi siamo eleggibili, ma come noi ci sono tantissimi altri comuni, siamo pronti, quindi abbiamo fatto le analisi e abbiamo fatto anche gli studi diciamo, i progetti esecutivi, ma poi questo non corrisponde a forti finanziamenti, quindi noi siamo partiti per gli adeguamenti su quello dove c'è un minimo di finanziamento, ma vorremmo essere, come diceva il collega, messi nelle condizioni di mettere in sicurezza le nostre scuole. Le ha ordinate, ha partecipato al bando della Regione per le telecamere? Noi attendiamo la posa della fibra sulle 2 frazioni che non sono tuttora coperte, ma siamo pronti perché abbiamo già iniziato la nostra videosorveglianza. Allora, telecamere, dai, torniamo dopo la pubblicità 0422 16 26 798 e daremo una risposta a Piero di Arcade che dice ma come a Roma e qui noi poveretti sempre un po' tirati. Allora Carmine Bianco, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Montebelluna, lo vedo già bello agguerrito. A dopo. Mamma mia, certo. Fai rispondere a me allora?
Eccoci qua, 0422162678. Allora diamo una risposta ai nostri telespettatori. La signora che ha chiamato prima diceva vorrei una regione un po' più forte, ma in Friuli Venezia Giulia ci sono 14 impiegati ogni 1000 abitanti, e poi la questione della sicurezza. No, allora Piero di Arcadia ha detto ma come, io abito in un comune di 5.000 abitanti e quindi tecnicamente dovrei avere 5 vigili, ma non è così, ne ce n'è uno, e dice Roma ne ha 2600. Sì. Caro Pentastellato. Sì. È una situazione che abbiamo ereditato, purtroppo la Raggi è come vediamo sotto attacco su tutto. È emblematico il caso di Spelacchio, per 30 giorni si è parlato di un albero che poteva anche sinceramente non piacere, però 30 giorni parlare dello Spelacchio ma non parlare delle buche che prima venivano date in affidamento, i lavori venivano dati in affidamento, adesso stiamo cercando di partire finalmente, i sindaci qua sanno l'importanza di affidare i lavori con gare e appalti pubblici trasparenti. Il numero dei vigili è vero, però dobbiamo chiedere ai sindaci prima, quelli che dicono che sono esperti della politica, agli inesperti pentastellati, cosa hanno combinato, perché c'è parentopoli mi sembra a Roma, no? Che vengono assunti gli amici degli amici, i parenti, ma non soltanto nelle forze urbane insomma come vigili, ma anche nello staff del comune, dei municipi, quindi bisognerebbe chiederlo anche a loro, però purtroppo la colpa è sempre della Raggi, poveretta. Io immagino che i colleghi qua, sindaci, sappiano cosa significa poi dare delle risposte al territorio quando le casse sono... Loro sicuramente, anche perché abitano in comuni insomma medi e dicono io ho visto cioè poveretti, questi non possono neanche andare a fare la spesa perché altrimenti li fermano, mentre l'altro gli dice quanti etti vuole, l'altro comincia a parlare, quindi è difficile, no? Perché avete un rapporto anche molto diretto con i cittadini, invece nelle grandi amministrazioni forse anche quello... ma quando si ereditano 13 miliardi di debito, 13 miliardi di debito, ok? E non si fanno le Olimpiadi per non aggiungerne altri, cosa è successo? È successo che la Raggi è incompetente, dice sempre di no, ma cosa si fa? Io vorrei anche al posto della Raggi, i sindaci qua presenti, se i propri comuni avessero un debito così grosso, cosa avreste fatto? Avreste fatto altri debiti? Quindi un po' in questo, al di là dell'appartenenza politica fra 5 Stelle o altre forze politiche, bisognerebbe anche essere anche un po' oltre al buon senso leali nel criticare l'operato dei sindaci, non aspetto elettorale, insomma. Ho capito, poi adesso figuriamoci che periodino che viene su. Io dopo una telefonata, a me veramente, al di là degli alberi di Natale, di Spelacchio, no, quello che mi dà fastidio che sono tutti alberi senza radici che vengono segati. Lasciamo stare quest'albero, un sindaco coraggioso l'anno prossimo mette un albero di plastica eterno, ecologico, se volete farlo con le borsettine da 0,3 poi la gente sarà anche contenta, ogni cittadino ci mette quello che vuole. È una proposta che faremo alla Raggi, così evitiamo. Un sintetico, se ricordate quella pubblicità, un diamante, un albero è per sempre, ecco, siamo a quei livelli. Pronto, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, Nadia da Treviso. Buongiorno Nadia. Io volevo fare alla sindaco di Silea. Sì? Io abito ai confini tra Silea e Treviso. Per andare a casa mia devo usufruire della strada di Silea, verso la centrale idroelettrica. Allora vorrei fare presente alla signora che quel ponte è stretto, dobbiamo alternare il traffico, c'è gente che cammina a piedi e non cammina sulla sua corsia dove c'è il segnale, niente da fare, cani che girano per la strada. Vorrei se posso avere più servizio, qualche vigile in più di controllo, perché ho fermato una volta una pattuglia di Silea e ho detto il problema che c'era e il vigile mi ha risposto: ma a lei le dà fastidio? Non so se sia una risposta giusta di un vigile attraverso il cittadino.
Nadia, meravigliosa. Vorrei che dicessi alla centrale che tenessero le rive più pulite perché non c'è la visibilità. Grazie, arrivederci. Grazie, allora sì, faccio finire a Bianco. Allora, quindi lei dice il problema sono i sindaci, cioè, anche i mass media, no, che sono sempre pesanti, con le grandi amministrazioni, ma insomma, con le amministrazioni piccole, medie. Mi sembra che il rapporto sono un po' più rilassati anche perché sanno dove abitano. Ovvio. Infatti, suona quasi da minaccia. Infatti, su questo... lei che viene da un comune, cioè Montebelluna... Sì, 33.000 abitanti. Insomma. Io subito dopo la campagna elettorale mi sono messo a disposizione dell'amministrazione e ho un ottimo rapporto col sindaco, che anzi lo saluto, Marzio Favero, e ho collaborato tantissimo con lui, con l'amministrazione. Non è vero che dice sempre di no? No, anzi 4 mozioni approvate e una di queste è anche sul controllo del vicinato, che parte proprio in questi giorni, che se volete poi ne parliamo, visto che parliamo di sicurezza. Sì. Controllo del vicinato che anche lì mi hanno sui social bersagliato di critiche, pensavano che era il vicino che si mettesse con il binocolo a controllare il vicino se riceve visite non del marito o dell'amico, insomma. Ecco, proprio fantasie, proprio veramente... vi siete espressi sul concetto del cittadino di prossimità, quindi un cittadino conscio che segnala magari anche il lampione che non funziona, non è che si mette lì tipo Hitchcock, la finestra sul cortile. Infatti dobbiamo aiutare i sindaci, perché visto che le casse sono e anche i vigili sono pochi, se anche il cittadino aiuta i sindaci ma anche le amministrazioni a avere un controllo maggiore, anche a costo zero, faremo anche l'utile dilettevole, anche perché è un progetto di coesione sociale e questo così ci si conosce tutti, ci si dà una mano come una volta ci si dava una mano, insomma. Ecco, vedi che non bisogna dimenticare il filò, io lo dico sempre, i nonni ci raccontavano di questo filò che si trovavano tutti. Sindaca, allora abbiamo tanti problemi, un ponte stretto, cani in giro, pattuglie maleducate, allora, innanzitutto appunto e una centrale che non pulisce bene le rive. Innanzitutto appunto chiarisco questo, chiaramente essendo il nostro un comune di 10.200 abitanti, proprio al confine con Treviso, quasi da esserne inglobato, pur avendo una sua strategicità, perché siamo il casello dell'autostrada Treviso Sud, è un territorio complesso. La zona dove abita la signora è la zona delle cosiddette restere, quindi appunto la passeggiata dei trevigiani lungo il fiume Sile. È chiaro che ci sono appunto delle difficoltà di convivenza per quello che riguarda per esempio i residenti, che sono magari in numero inferiore rispetto alla zona più urbanizzata, e quelli che sono tutti quelli che usufruiscono delle cosiddette restere come una zona di svago, ricreativa, passeggiate, eccetera. È chiaro che ci deve essere una buona convivenza. Siete un polo attrattivo? Siete un polo attrattivo sicuramente per quello che riguarda il turismo, la mobilità lenta. E, innanzitutto per la risposta dei vigili, insomma io spero che dal codice etico della pubblica amministrazione... Sono in 3, erano tutti e 3 insieme? No, almeno 2, però sì, ecco, chiaramente stiamo valutando delle situazioni di mobilità critica all'interno del comune attraverso il piano del traffico, a cui cercheremo di dare risposta anche con una magari viabilità modificata. Provvediamo appunto all'aumento del numero dei vigili e quindi diamo risposta concreta anche alla signora. Ci tengo a dire che richieste di questo tipo, come lei prima accennava, mi vengono da tutti i fronti, tutti i giorni, perché appunto i sindaci sono in trincea come le amministrazioni, tutte le amministrazioni comunali, perché siamo presenti sul territorio, conosciamo i nostri cittadini e ci teniamo anche a fornire delle risposte puntuali. Ecco, il tema su cui volevo approfondire è anche quello, sì è vero che esistono comuni con un solo vigile, ma di fatto esistono anche delle opportunità di associarsi oppure andare in convenzione con altri comuni, oppure anche l'unione dei cosiddetti servizi, che permettono di risparmiare risorse e dare un servizio al territorio migliore. Il classico pulmino della scuola che riesce a fare 2, 3, 4 comuni per portare i bambini. Ecco, qui parliamo appunto del servizio di trasporto scolastico, che ahimè è anche un altro capitolo doloroso. Forse non era non era proprio una pattuglia di Sile, con chi vi siete consorziati. Anche noi appunto siamo di recente usciti da una convenzione, perché ecco, non sempre
sempre come dire, i fidanzamenti con i comuni vicini, anche Funziona per bene. mettere insieme i servizi, funzionano. Si studiano però questo tipo di dinamiche proprio per un risparmio di risorse e un'efficienza amministrativa sul territorio Allora, e sul controllo del territorio. Vabbè, comunque la cosa è un dato molto interessante, che dal 1946 al 2000 ci sono stati soltanto 5 casi di fusione di comuni, dal 2000 al 2017 80 casi, quindi insomma anche le persone che hanno un po' storto il naso perché il campanile, il patronato e questo e quello, il sindaco, però insomma l'unione fa la forza e in questo caso funziona. Prendo la telefonata e poi ci spostiamo a Conegliano, che poi lì si sta bene, si beve il giusto, il buono, È bene. giusto, è bene, ecco, alla faccia poi di Toscani. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Giusy. Buongiorno Giusy. Perché invece di spendere soldi dei cittadini, visto che i nostri ne hanno molto bisogno, e spendere soldi per le telecamere a destra e a manca, che quando li prendono non li mettono dentro, visto che non si possono più mandare ai loro paesi, che qui ce ne sarebbe tanto da parlare. E anche sulle case di riposo, queste telecamere, sugli asili, quando succedono queste cose qua, insomma, specialmente sugli asili e case di riposo, si devono licenziare subito, non mandarli ai domiciliari dopo qua, dopo là, licenziamenti subito, e così gli altri ma che vorrebbero fare lo stesso non lo faranno, spero. Licenziamento subito, Immediato. È troppo comodo così. Giusy. Vi ringrazio. Grazie a lei. Allora Fabio Chiesa, cioè, si pone poi il problema della videosorveglianza, perché poi, come dicevo prima, non è una battuta, se già ci sono pochi, c'è poca polizia municipale per varie eventuali, e già se ne hai 4 e 2 devono visionare le telecamere, o 2 stanno dentro o 2 stanno fuori. Poi giustamente la signora Giusy dice c'è un problema proprio anche strategico, logistico, la giustizia non ci viene incontro, a meno che tu non abbia fatto un reato che sia di 6 anni, che poi te l'hanno messo a 3, meno di 3 non vai più dentro, allora cosa servono tutte queste telecamere? A cosa servono? Un problema di questo paese è sicuramente la certezza della pena, cioè noi siamo in difficoltà, le forze dell'ordine sono in difficoltà, perché anche se compiono il loro lavoro come lo stanno compiendo sul territorio, poi si ritrovano che alcune persone che non dovrebbero più frequentare i nostri comuni ce li ritroviamo la settimana dopo che sono stati arrestati e compiono le medesime azioni che compivano prima. Per quanto riguarda le telecamere, io penso che siano fondamentali comunque per il controllo del territorio. Già di per sé sono un deterrente a quelli che potrebbero essere azioni di microcriminalità. È anche vero che per esempio Conegliano da questo punto di vista è un po' più fortunata, nel senso che il comando dei vigili del fuoco e dei vigili urbani comunque ha più di 30 unità, sono circa 33. Poi dobbiamo contare che noi abbiamo anche la fortuna di avere la polizia e anche il commissariato di polizia e anche la stazione dei carabinieri, oltre alla Guardia di Finanza, per cui diciamo abbiamo tutte le forze dell'ordine presenti, e questo fa in modo che ci sia anche una sinergia e ci sia la possibilità di un controllo del territorio più capillare. È vero anche che nell'unione dei servizi che si possono fare all'interno dei comuni dobbiamo pensare 2 cose. Innanzitutto è vero, come diceva lei precedentemente, che ci sono state più fusioni di comuni in questi ultimi 10 anni che in tutta la storia della nostra Repubblica, ma io penso che non si debbano fondere i comuni per necessità economiche. Lo Stato deve avere la forza di dettare delle norme in base alle quali alcuni comuni non hanno senso di esistere. Qui invece andiamo nella direzione opposta, mettiamo la canna dei gas ai comuni in modo che questi siano costretti ad unirsi. Ecco, io penso che questo sia il modo più sbagliato per fare le fusioni tra comuni, che poi vengono lasciate alla buona volontà dei sindaci, che lo fanno magari se hanno anche il comune, alcuni che hanno se hanno comune con termine, magari dello stesso colore politico, perché è più facile parlare, non si guarda se è importante farlo con quel comune, magari con un comune che ha specificità magari meno accentuate rispetto a queste. Bisogna avere il coraggio di fare un piano nazionale nel quale si capisca come aggregare le singole amministrazioni locali. Questo avrebbe un senso. Lasciare alla buona volontà di ognuno queste fusioni secondo me non ha alcun senso. E allora, torniamo dopo la pubblicità. Io ho capito che se per caso loro sono molto attrattivi con le camminate lente, questo è bello. Torniamo dopo la pubblicità. 0422 1626 798, a dopo.
Eccoci qui, siamo tornati in diretta 0422 16 267 98. Allora, se volete dire la vostra, sì, la volete dire, c'è già la scritta pronta. Pronto, buongiorno. Buongiorno Daniela. Buongiorno. Sono Mattia di Pontelongo. Buongiorno. Allora, volevo portarti un esempio perché vedo che i sindaci, come quella che ha in trasmissione i vari, sono bravi con le parole, però l'altra volta avevi dal Paus del Mose, quel geometra ingegnere firma a mia sorella che non ha la licenza né la laurea o cosa come geometra, firma i progetti, quindi parlate di staticità degli edifici pubblici o privati, che comunque anche i privati quando i bimbi sono a casa devono essere sicuri. Poi i sindaci sanno bene che c'è il geometra di turno che firma il progettino fatto da chi non ha le competenze. Causa ancora più eclatante le famose rotaie di Milano, che era stato fatto un controllo 10 giorni prima. Ma ragazzi, la ruota di un treno è fatta in maniera che se c'è una buca o un ammanco di 20 centimetri va in giù. Cioè non è perché esca un treno, deve essere divelta la rotaia, cioè deve aprirsi, o altrimenti il treno deve saltare verso l'alto e fare in maniera che la parte interna alla rotaia salti fuori, altrimenti quelli E dice come manca, però il problema è che è troppo presto per capire anche la dinamica di questo. Tra l'altro ho visto sì, ma stanno un po' contando tante cincischi. Niente, ti saluto, sei sempre bellissima. Grazie mille, grazie. Allora, Fabio Chies, allora, avete il geometra che vi firma i progetti? Se è abilitato sì. Ma io, guardi, capisco che il signore telefono, che sicuramente ha visto o sentito casi abbastanza particolari che magari hanno fatto scandalo perché sono casi particolari. Abbiamo sentito, parlavamo del Mose, ma quello era un altro discorso. Esista da noi un genio civile al quale vengono depositati tutti i progetti dei cementi armati firmati da tecnici abilitati che sono ingegneri, per cui non esiste nessuna struttura in calcestruzzo che venga fatta oggi senza che il progetto sia presentato al genio civile da ingegneri abilitati e strutturisti, per cui la cosa di cui stavo parlando probabilmente si riferiva a qualche caso particolare successo in altre zone d'Italia, non sicuramente da noi. Dove c'era più sabbia per che quanto resto. riguarda i nostri uffici tecnici praticamente non firmano nessun tipo di progetti di questo tipo, quasi tutti vengono fatti esternamente da tecnici abilitati. Questo perché innanzitutto per la carenza di organico che abbiamo, prima dicevo di 100 anni, se dovessimo riferirci ai bilanci, se dovessimo riferirci alle persone all'interno dell'amministrazione sarebbero 200 anni, non 100, anche perché sono già oberati di lavoro e non hanno assolutamente la possibilità di fare cose che non competono loro, tra l'altro. Vorrei anche spezzare una lancia a favore di chi lavora all'interno dei comuni. Io arrivo dal mondo del privato come molti di noi e spesso si ha una concezione distorta di coloro che lavorano all'interno della pubblica amministrazione. Io ho visto persone competenti, devote alla causa, persone che stanno lì molto di più anche di quello che è il loro orario del lavoro, ma hanno anche amore nei confronti dell'amministrazione e dei cittadini. Ripeto, fanno orari di lavoro anche ben superiori a quelli dettati dai loro contratti. È ovvio che poi c'è sempre la pecora nera dappertutto. Però non è che sono tutti cartellini timbrati a vuoto che vanno a fare la spesa, perché per questo è anche un brutto messaggio. Ripeto, la maggior parte, la quasi coscienziosa. totalità di quelli che ho visto lavorare io nella pubblica amministrazione sono veramente persone dedite al loro lavoro e che, ripeto, hanno amore per la propria città. E vedo che i cittadini questo lo capiscono, perché è vero che c'è chi si lamenta, ma è anche vero che, io lo dico sempre, c'è anche chi si spende con un sorriso in più anche se ha problemi a casa, perché poi lo ripeto in continuazione ai dipendenti del nostro comune, voi siete il front office di un'amministrazione ma siete la faccia di tutti i cittadini. Si parlava prima dei vigili urbani, li ho incontrati
pochi giorni fa che è stata la loro festa, ed effettivamente ho chiesto loro un sorriso in più, perché loro sono coloro che si presentano sia alla cittadinanza, sia Conegliano anche una città di cultura e di turismo, sia chi arriva da fuori, e devo dire che loro fanno più di quello che devono fare. E questa è una bella, mi fa piacere quando lei dice ma ci vorrebbero 100 anni, 200 anni, insomma si fa prima a sapere se c'è vita su un esopianeta, a sapere quando cavolo si possono spendersi i soldi a fare delle progettazioni. E allora prendiamo la telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Tamara da Spresiano. Prego. Io volevo chiedere un'informazione. Io lavoro vicino ad Osson di Casiere, in una strada molto pericolosa. Non ci sono mai vigili, non ci sono controlli. Io volevo chiedere come comportarmi. Cioè, se devo chiamare Antena 3 per farmi venire fuori i vigili, devo fare una denuncia ai vigili. Ma in che senso non ci sono, cioè, qual è la circostanza che le crea questa tensione? Cos'è che quando attraversiamo la strada, io ho un ragazzo disabile, e quando noi andiamo verso l'azienda, la fabbrica dove lavoro io. Quindi, una strada molto... Quindi la strada secondo voi non è in sicurezza, non è sicura? Non è sicurezza, non è proprio sicurezza, perché corrono come matti, e io non so, prima o poi andrò sotto una macchina. No, signora, speriamo di no, però insomma mi pare che adesso si possa magari provare a dare una risposta, cioè a chi si dovrà rivolgere questa signora? Perché probabilmente c'è un rettilineo, tutti corrono, lei magari deve attraversare la strada e insomma dei rallentatori, dei dissuasori. Certo, dal punto di vista del cittadino la prima cosa da fare è segnalare la difficoltà, quindi o mandare una mail al suo comune, ma anche semplice una mail segnalando la situazione di difficoltà, chiedendo un appuntamento ai vigili o comunque all'assessore competente alla viabilità. Alla viabilità ci sarà nel comune di Spresiano, no? Sì, ma è una questione anche di educazione stradale, cioè quante volte ci mettiamo alla guida della nostra auto e vediamo sorpassi, oppure chi ci sta dietro si incolla dietro alla macchina perché se vai a 50 all'ora che stai rispettando il limite ti deve sorpassare per guadagnare quei 20 secondi. Quante volte? E la mattina, perché non ci si alza un quarto d'ora prima? Io inizio il lavoro alle 8, parto tutte le mattine alle 7:15 e ho 10 minuti di strada. 10 minuti di strada. Vado tranquillo con la mia macchina elettrica, vado tranquillo. Infatti l'ho visto arrivare con la macchina elettrica, 40 all'ora perché dopo la batteria è lunga da ricaricare. Bravissima, ecco. Cioè, tutta questo pistolotto per dire che la macchina elettrica alla fine è anche dura da ricaricare. Quindi no, me la godo. Io me la godo. Lei non ha figli piccoli. Lei non ha figli piccoli. Si buttano in un asilo, portano in una scuola, ritirano. Allora, vabbè. Adesso ricominciamo da lei. Allora 0422 16 26798, vi lasciamo con una pausa elettrica, calma. Non diamo sempre la colpa. Sempre. Ecco qui, siamo tornati in diretta con adesso Carmine Bianco, consigliere comunale in realtà della Lega, perché giustamente la incorporano e dicono adesso lei è sempre quello che vota no, e quindi ha gli avversari, l'opposizione che dice lei è diventato leghista. No, ma questa è una polemica che nasce quando non si ha neanche un po' di buon senso, cioè se l'amministrazione vuole mettere in atto un progetto che è per i cittadini, è favorevole, io perché devo votare no? Solo perché sono all'opposizione? Devo votare sì, e questa è una responsabilità, perché i 1150 voti che ho preso non vogliono che io dica no perché io sono del movimento e l'amministrazione della Lega, assolutamente no, non facciamo il bene ai nostri cittadini. Se una cosa intelligente non ha colore, come la messa in sicurezza degli edifici contro la sismicità, è così. Abbiamo l'obbligo di votare invece a favore. Il controllo del vicinato, io l'ho presentato come mozione e chi mi ha votato contro sono 3 consiglieri che avevano il controllo del vicinato nel proprio programma elettorale, quindi il votare no solo per fare un dispetto al consigliere Carmine Bianco, alla fine si fa non gli interessi di chi invece ha dato fiducia a quel colore politico, e quindi non facciamo bene il nostro lavoro. Io la penso così, poi noi siamo sempre additati come quelli che diciamo sempre no,
Non è così. No, io quando l'ho chiamata metto vengo subito sì. Come faccio a dirle di no? Voglio dire, cioè, non posso dire detto di no. Però, quindi bisogna collaborare un po' di più con i sindaci che mi viene in mente Alvise, un nostro sindaco di Mira, appena insediato, dopo pochi giorni un ragazzo è scivolato in piscina, ha battuto la testa e si è preso un bel avviso di garanzia. Quindi voglio dire, hanno delle responsabilità enormi i nostri sindaci, quindi finita la campagna elettorale bisogna mettersi a servizio, secondo me, dei sindaci, dell'amministrazione. Sì, ma poi abbiamo visto anche col disastro, ad esempio, ferroviario di ieri, è arrivato subito il sindaco, controllare, perché è responsabile, controllare. Poi ripeto, il signore che ci ha chiamato prima, la dinamica non è ancora chiara, quindi non si sa se sti 23 centimetri che poi, voglio dire, la manutenzione c'è, non c'è, anche lì bisogna vedere le appalti, le gare. Poi un'altra signora parlava prima dei soldi per la signora Giusi, ma perché diceva di tutte queste telecamere, di spendere i soldi, tanto poi nelle case di riposo non vanno dentro, insomma, capito? È un sistema che non funziona. Possiamo dire una cosa, il giudice Davigo ha detto che gli piacerebbe vivere in un'Italia dove delinquere non deve convenire. È una cosa stupendamente semplice ma bellissima, perché e invece succedono tutti questi disastri, tutte queste i ponti che crollano, abbiamo visto per quest'estate. A me piace vivere in Italia dove la mamma e il papà ti insegnano l'onestà, cioè non che delinquere non conviene, che proprio la parola delinquere non dovrebbe esserci, non è che dice voglio crescere un delinquente, no? Cioè, è un cavallo di battaglia dell'onestà, no? L'onestà, ho capito, non c'è niente, ma l'onestà non serve in politica, non basta, anzi, ha detto non basta, però ritorniamo un po' alla questione anche della morale che diceva Berlinguer, no? Una volta si parlava della questione della morale, no? Anche in politica, cioè se non facciamo in modo che la politica guarda più alla sostanza che non agli slogan, faccio un esempio, la legge Bossi-Fini. Ok? La Bossi-Fini è una legge che secondo me e secondo noi debba essere abrogata per due motivi molto importanti. Uno, il primo è che questi disperati che arrivano qua in Italia non li si può rimpatriare perché sono accusati di un reato, quello di immigrazione clandestina. Però a loro volta cosa fanno? Fanno ricorso e finché non si aspetta il terzo grado, bravissimo, 3 gradi di giudizio, sì. Ma la cosa più importante è che in questi 3 anni, se loro vedono un reato, non possono essere ascoltati come testimoni perché sono inquisiti e quindi è soltanto uno slogan elettorale. E allora finiamo. C'è un po' di buon senso, no? Allora lei dice la morale, sì. Non c'è niente di più bello della verità, basta trovarla, cioè è più potente, basta trovarla. Allora, il vigile sorridente che ti viene a salutare, che gentilmente ti porge la multa, insomma, cari sindaci, quando si parla poi della materia vigili vi dicono ma tanto questa amministrazione fa solo multe e solo autovelox. No. Spesso è così, no, non fanno niente, fanno solo multe e autovelox. No, assolutamente. Ribadiamo il fatto che anche la questione delle sanzioni è prima di tutto un'azione preventiva. È chiaro che poi esiste anche la sanzione, ma ci sono i cittadini stessi che hanno un bisogno di sicurezza, parlo di quella stradale, e le richieste vengono da loro stessi sul fatto di calmierare la velocità, specialmente nei centri urbani, regolare le situazioni. Certamente, quindi la sanzione è una conseguenza, ma l'azione deve essere prima di tutto preventiva, educativa. Per questo lavoriamo anche con i nostri vigili, sempre pronti, sempre a disposizione, anche nelle scuole, per cambiare quella che è una mentalità e quindi insegnare ai nostri ragazzi come si fa sicurezza stradale, cioè abituandosi a moderare la velocità, a rispettare i segnali, a fare quella famosa educazione civica che hanno insegnato anche noi e che cerchiamo di fare alla nostra cittadinanza. Guardate, avete nominato prima l'omicidio stradale, sì. È per noi un tema molto interessante che abbiamo anche pensato di programmare con un incontro pubblico, dove abbiamo a disposizione sempre i nostri vigili. Sempre quei 3 là.
I famosi 3, su tutti i fronti. Andremo presto a 4, però ci tengo a Ecco, dire. bene, e allora poi dopo quando ti capita che fai qualcosa di sbagliato ci sei, mamma mia, mi è capitata una vigilessa donna che sembra più, più tremenda, no? Sono donne i suoi 3 vigili? No, al momento abbiamo 3 uomini. Allora, la situazione... La graduatoria non vede quote rose, vince il migliore. Vabbè, insomma, ecco, pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Io sono cittadina di Silea. Per sentito dire, nella nostra zona è stato previsto 2 autovelox, uno a Sant'Elena e uno a Canton Casale. Qui a Silea, che forse sarebbero più utili, magari in via Lanzaghe che corrono come matti, dicono, no. Perché è stato questa, come si può dire? Questa scelta lì sì e della sua strada no. Esatto, sì, questo è il punto, che magari a Canton Casale è molto meno trafficata, o meglio, meno abitata più che trafficata. Signore, faccio dare una risposta rapida, poi perché uno dice me la voglio sotto casa. Certo, no, noi abbiamo previsto appunto i primi 4 diciamo autovelox nella zona appunto di Sant'Elena, Cendon Sant'Elena, ma questo non toglie il fatto che ci sia un inizio di un percorso per calmierare la velocità anche in tutta la parte urbana. Sicuramente signora, l'anno nuovo le porta un autovelox, no, l'auto elettrica e gli attraversamenti pedonali illuminati oppure a 3D con l'effetto ottico, insomma dopo metteranno il fiorellino, no? Motivo all'autovelox perché ha bloccato un po' di cose. Allora, qua un po' sorridiamo anche, però mi ha fatto piacere che lei abbia detto no, sono il nostro front office, tutti sono il front office del comune, e quando un amministratore deve insomma anche un po' sostenere questi impiegati che spesso insomma, vengono un po' bistrattati, e anche il vigile, no? Non è che insomma, la polizia municipale, anzi mettiamola così, cioè di solito è vista un po' di malocchio perché diciamo fanno solo multe, come dicevo prima. Ingrato. Ma diciamo che a Conegliano le multe le fanno i geppini che sono allineati con la sosta e coloro che hanno vinto l'appalto per la sosta, per cui diciamo i nostri vigili non fanno le multe per le soste, e questo è già per loro un bel sollievo. Ma a parte le battute, direi che dobbiamo abituarci ad avere delle regole, e le regole vanno rispettate da tutti, per cui a me dispiace quando qualcuno prende la multa per eccesso di velocità, però se ci sono dei limiti questi devono essere rispettati. Anch'io magari posso prendere multe per eccesso di velocità, ma non penserei mai di lamentarmi, penserei magari perché sono andato così veloce in una zona che non potevo. E siamo un paese strano, siamo un paese in cui tutti vogliamo le regole ma nessuno vorrebbe rispettarle. Penso che sia giusto per primo che il cittadino capisca che se vuole essere tutelato lui per primo deve rispettare le regole, questo deve essere un mantra di tutti noi. E tra l'altro si parlava alla guida, no? Anche sì, quello. Poi guardate che comunque anche viva voce, è vero che permette di guidare in sicurezza, parlare al telefono, ma rischiamo in macchina di far tutto fuorché guidare, per cui tendiamo a parlare con altri, pensiamo quello che dobbiamo fare, e certe volte col navigatore arriviamo a destinazione senza sapere neppure che strada abbiamo attraversato, e questo è veramente un problema per tutti, perché la sicurezza stradale deve partire prima da un'educazione stradale, come diceva prima il sindaco, da un'educazione fatta nelle scuole, perché dobbiamo far crescere una nuova classe dirigente che si sgombra da tutti i retaggi che abbiamo avuto noi del passato. No, sono più bravi i bambini adesso, sgridano di più i genitori, così ma guardate, noi quando siamo passati dal sistema di raccolta, quando siamo passati dal sistema di raccolta normale a quello differenziato, abbiamo fatto un grandissimo lavoro nelle scuole. Io trovavo i genitori che mi dicevano, io ero assessore alla pubblica istruzione, mi dicevano Fabio, basta con i ragazzi, io a casa veramente non vivo più perché mi dicono dove devo buttare le cose, però questo ci fa capire come noi possiamo ad una certa età apprendere certe cose ma non le abbiamo nel nostro DNA, mentre noi dobbiamo cominciare a fare in modo che i ragazzi le abbiano nel DNA. Guardi, non ce l'abbiamo nel DNA, ce l'abbiamo nel portafoglio. All'inizio l'italiano metteva la cintura di sicurezza perché sennò erano 200.000 lire, no? E allora lo abbiamo fatto per i soldi. L'italiano o per cultura o perché
metti in mano al portafoglio. Comunque se siamo dispiace. riusciti a far educare le persone a non farle più fumare nei locali, che sembrava una cosa incredibile, e oggi per noi è impossibile pensare che in consiglio comunale fumassero per ore durante il consiglio comunale, perché il mese scorso, ricordando una persona che non c'è più e che aveva fatto un lungo passaggio nel consiglio comunale, abbiamo letto alcune sue memorie e lui diceva abbiamo passato serate intere a fumare fino alle 2 di notte. Siamo rimasti veramente allibiti, una cosa per noi inconcepibile, e questo deve essere per i giovani che ci sono oggi, essere degli adulti che rispettino le regole senza pensare di non poterle rispettare. Questo è un messaggio importante. Allora, il telefono ormai non è più un telefono, ma è tante cose, anche la posta non è più la posta ma una banca, insomma le cose migliorano, le cose peggiorano. Posso votare a favore? Sì, allora io chiudo con lei, che intanto è un uomo elettrico. Vede, ma è un uomo elettrico, quindi un consiglio, spieghi. Io spero che anche a Montebelluna venga messa la possibilità di ricaricare le auto elettriche. Non l'ho ancora presentata la mozione perché qualcuno potrebbe dire ecco, alla macchina elettrica conflitto di interessi, quindi evitiamo questo. No, però è un futuro un po' più ecologico, un po' più certo, a parte questa battuta, vi voglio ringraziare tutti i vigili di Montebelluna, di Conegliano e di Silea, fate un lavoro eccezionale, grazie. Grazie, e allora è stata oggi un'ovazione anche al vigile, alla polizia municipale, attenzione, polizia municipale. Che qui il verbo vuole la sua. Allora, io ringrazio davvero molto Fabio Chiesa, sindaco di Conegliano, buona giornata a tutti. Che anche voi avete la vostra camminata molto bella da fare, e le bollicine. Grazie a Rossella Cendrone, molto attrattivo il sindaco di Silea con questa camminata interessante, e grazie a Carmine Bianco, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Montebelluna in provincia di Treviso, un uomo elettrico e che va calmo ma arriva. Grazie, torniamo domani e grazie a tutti i telespettatori.